Sindaco Guizzo Miane fa parte di questa triade, se possiamo chiamarla così, di comuni che hanno collaborato al progetto Bici in Comune. Quali sono stati gli aspetti che come amministrazione comunale vi hanno convinto di aderire a questa progettualità? Beh, noi facciamo parte dei comuni della Vallata. Era giusto partecipare perché abbiamo dei percorsi condivisi che si aggiungono, sono percorsi ad anello, ognuno ha il suo anello per comune, e era giusto metterli insieme per dare sia al turista sia ai ciclisti nostrani la possibilità di godere del nostro paesaggio e dei nostri posti, insomma. Un progetto che punta molto sulle scuole o comunque sull'educazione dei più piccoli. Quali sono gli obiettivi o comunque i risultati che come comuni e come sindaci attendete da questa iniziativa? Beh, ci siamo proposti di intanto far conoscere la segnaletica stradale ai più piccoli, che è fondamentale anche per quando cresceranno. La mobilità in bicicletta è un punto, diciamo, a favore di tutti, perché alla fine non occupa, non fa inquinanti, e quindi è vantaggio. La questione di coinvolgere le scuole, perché alla fine in un contesto così si riesce a lavorare meglio, si riesce a lavorare con quasi tutti poi i bambini, i ragazzi del nostro comune, dei nostri comuni, e allora abbiamo deciso questo percorso. Dei laboratori che si svolgeranno comunque, come avete detto, in tutti e tre i comuni. Quindi, come sindaco, si sente di fare un invito alle famiglie e ai bambini per partecipare il più possibile a, insomma, agli appuntamenti che andrete a creare? Sì, allora, gli elaborati che dovranno presentare i ragazzi devono farlo entro il 27 di giugno presso ogni comune. E noi proponiamo i laboratori il sabato 23 e il sabato 30 maggio alla mattina in canonica dietro la chiesa, là sempre Miane.